All'interno dell'Accademia di Mattoscacco c'è un percorso di lezioni ben preciso. Questa è tutta la lista delle lezioni da seguire. Guarda quante sono, sono tantissime, sono tantissime. E ovviamente prima di arrivare fino al capitolo 60, le lezioni tra l'altro sono sempre in aggiornamento, vengono sempre inserite. Hai la possibilità di partecipare agli incontri online, ci vediamo solitamente tutti i giovedì sera per studiare insieme a scacchi. Hai l'accesso al gruppo Facebook di supporto con un maestro di scacchi che è pronto a commentare e video commentare le tue partite. Qui ci sono consigli su come e dove praticare, come fare per condividere le tue partite con noi. Quello che ti aspetta sono 24 minuti in cui ti dico che cosa ti aspetta in questo percorso ed è molto importante non saltare e poi come fare allenamento quotidiano. Qui ovviamente c'è una sezione scritto puoi saltare che sono la registrazione di tutti gli eventi passati. Andando avanti c'è un'altra sezione che puoi sempre saltare che sono video commenti a partite che ci hanno inviato altri studenti. Arriva poi il capitolo 0, cioè l'inizio vero e proprio con l'introduzione, lezione 0.1 eccetera 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 e poi arrivano tutte le altre lezioni del corso: promozione ai pedoni, avamposto, l'alfiere, il matto fogato, gambetto, i matti complessi, i finali, il matto in ottava, l'apertura, scegliere la mossa, le mosse candidate, il centro, la deviazione, il dono greco, valutare la posizione, pianificare, repertorio. Ecco, capitolo 33 e capitolo 34 sono importantissimi, sono le aperture e le difese che devi memorizzare assolutamente. Distruggere l'arrocco, pedone isolato, pedoni deboli, punti deboli, la settima traversa, i pedoni avanzati. Tutta questa teoria bisogna assolutamente conoscerla e qui trovi il tuo percorso progressivo per migliorare a scacchi. Chiaramente tutto questo percorso teorico deve essere poi sempre affiancato dalla pratica e da continuo esercizio e partite che devi fare tutti i santi giorni.